Le previsioni macroeconomiche sappiamo tutti quali sono negative. E le ricadute della crisi sul sistema occupazionale veneto sono allarmanti. Il rapporto 2012 di Veneto Lavoro evidenzia un lento dimagrimento. Iniziato anche nella nostra regione nel 2008, il trend negativo non si è mai concluso. Il dato più allarmante è la caduta dei posti di lavoro, il meno 80.000 che abbiamo registrato tra il 31 marzo 2012 e il 31 marzo 2008 è senz'altro il dato che sintetizza e simboleggia meglio questa crisi. A fine 2011 il saldo tra assunzioni e cessazioni del lavoro dipendente risulta negativo e attesta una diminuzione dei posti intorno alle 15.000 unità. La contrazione dell'occupazione osservata nel 2011 si è di nuovo concentrata nel manifatturiero e nelle costruzioni, in controtendenza soltanto alcuni comparti del terziario, sanità, pulizie, commercio al dettaglio. La situazione dei giovani, la piccola impresa che soffre molto questa crisi, è un problema che verrà sulle fasce adulte per effetto anche della riforma sulle pensioni. Nessuna distinzione quindi tra giovani e adulti, mentre facendo un distinguo per genere, 2/3 del calo occupazionale hanno riguardato la componente maschile. Sono state così riviste, strada facendo, anche le politiche del lavoro regionali, orientandole nel sostentamento delle imprese che si ristrutturano, ed è nata così l'unità di crisi, che ha il compito di andare a studiare fino in fondo le singole situazioni di crisi, quelle che hanno delle ragioni di difficoltà, quelle che possono essere accompagnate a riprendersi, quelle che possono riassumere.